Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 13 gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo sempre con i nostri caveat: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un quotidiano online, quindi a maggior ragione visitatelo. Le nostre coordinate 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso il WhatsApp o Zappa che dir vogliasi, oppure per telefono 0292947222. Banda alle ciance, io la ritrovo finalmente qui, la nostra padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio e buon anno, sia pure con molto ritardo. Finalmente, perché abbiamo fatto tutti un po' di pausa, diciamo, lavorativa, ancorché, come tu sai, già diciamo, la Camera ha ripreso la sua attività ormai da una decina di giorni. Però sì, è un piacere ritrovare tutti, spero che tutti coloro che ci ascoltano abbiano avuto delle belle vacanze, serene in famiglia, e soprattutto tu, Antonino, spero che sia tutto a posto e possiamo iniziare. Benissimo, allora cara Laura, noi cominciamo questo nuovo anno e francamente c'è l'imbarazzo della scelta di cose sulle quali riflettere. La prima che diciamo così arriva in ordine di tempo è il ritorno di Cecilia Sala. Insomma, sai, si è fatta molta retorica da parte dei soliti che c'è sempre quello al bar che commenta e dice: ah, poverina, se stava a casa sua. Però vorrei ricordare che i giornalisti per mestiere vanno dove c'è casino, proprio perché il loro compito è raccontare, altrimenti probabilmente Peppino Impastato o Walter Tobaggi sarebbero vivi vegeti e restituiti all'affetto delle loro famiglie. Questo non è accaduto in entrambi i casi, purtroppo. E a maggior ragione, però, c'è sempre questo fatto: si parla tanto di diritti umani, si parla tanto di tolleranza, però guarda caso in quel del carcere in Iran Cecilia Sala è stata trattata nel peggiore dei modi possibili. Insomma, dormiva sul pavimento, a volte a malapena in una coperta, le hanno tolto gli occhiali. Quando è andata l'ambasciatrice italiana a portarle un pacco di aiuti, di viveri, di sussistenza, non le è stato consegnato. Insomma, come la vogliamo vedere da un punto di vista al femminile? Guarda Antonino, sarò contentissima di commentare la Sala, sono d'accordo con te, non sono stata assolutamente in accordo con Feltri quando ha detto che se n'era andata un po', insomma, diciamo che certi giornalisti, no, potrebbero evitare di andare. Io sono d'accordissimo con te che i giornalisti fanno il loro mestiere, sono convinta che sia stato un capolavoro del governo, un capolavoro della Meloni. Però voglio essere onesta con te, non ce la faccio adesso a commentare questo evento di fronte a quello che è successo oggi qua da noi, sul tema nostro, e cioè un giudice che si è permesso, e voglio iniziare di lì Antonino, un giudice che si è permesso di fare una sentenza oggi in cui ha riconosciuto dei motivi attenuanti a un uomo che ha ucciso a fucilate la moglie e la figlia di lei di 22 anni davanti al figlio minore, e a cui il giudice di Modena, se non sbaglio la corte d'assise, perché dobbiamo anche iniziare a fare i nomi e i luoghi e i cognomi, ha detto che era stato portato all'esasperazione e pertanto non gli ha dato l'ergastolo, ma adesso non so se 30 anni. È una vergogna giudiziaria. Chiederò subito al legislativo di fare un'interrogazione parlamentare. Desidero che il ministro faccia degli accertamenti, perché se noi abbiamo giudici che decidono di riconoscere attenuanti a uomini che fucilano le donne
e le figlie di queste donne davanti a dei bambini minori, perché poi ho visto che nella tua scaletta giustamente parleremo anche di orfani, di femminicidio, ma se non si parte dalla giustizia e cioè dai giudici che sbattono in galera a vita questi animali, noi è inutile che facciamo la nostra trasmissione, è inutile che facciamo i codici rossi, è inutile che facciamo le leggi, è inutile che ci preoccupiamo dell'Iran, perché questo è un giudice italiano su suolo italiano e questa è la vergogna di oggi. Raramente io t'ho sentita sia in pubblico che in privato incazzata in questo modo, per cui come potete immaginare, insomma, sono indignata, scusami, sono indignata. Scusa, no, credo che tu abbia tutti i motivi per esserlo, anche perché appunto abbiamo qui, io ora ho qua sotto mano l'ANSA, vi leggo già il titolo, ma state un po' a sentire appunto la notizia. Uccise la moglie e la figlia di lei, per i giudici i motivi sono umanamente comprensibili. La Corte ha motivato la pena a 30 anni e non all'ergastolo. Le attenuanti sono equivalenti alle aggravanti. E polemica, valente bicamerale femminicidio, sentenza da manuale del patriarcato. 30 anni e non l'ergastolo chiesto dalla procura in caso di doppio femminicidio, anche in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato. Lo scrive la Corte d'Assise di Modena nel motivare perché considera le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per Salvatore Montefusco, imputato per aver ucciso moglie e figlia di lei il 13 giugno del 2022. Arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate, si legge nella sentenza visionata dall'ANSA. Montefusco assassinò a fucilate la moglie Gabriella Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna Renata, 22enne, a Cavazzona di Castelfranco Emilia. La procura di Modena aveva chiesto l'ergastolo, ma i giudici, presidente estensore Ester Russo, e Ester è il nome femminile, cioè questa è una sentenza di cui è estensore una donna, ho capito bene? Il 9 di ottobre hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti riconosciute, rapporto di coniuge aver commesso il fatto davanti al figlio minore della coppia, escludendo premeditazione, motivi abietti e futili, l'aver agito con crudeltà e ritenendo assorbiti maltrattamenti nell'omicidio. La sentenza spiega in oltre 200 pagine come il delitto sia avvenuto in un contesto di forte conflitto tra Montefusco e le due donne, con presentazione di denunce reciproche. Secondo i giudici, il movente non può essere ricondotto e ridotto a un mero contenuto economico sulla casa dove vivevano, ma è piuttosto da riferirsi alla condizione psicologica di profondo disagio, umiliazione ed enorme frustrazione vissuta dall'imputato, a cagione del clima di altissima conflittualità che si era venuta a creare nell'ambito del menage coniugale e della concreta evenienza che lui stesso dovesse abbandonare l'abitazione familiare e con essa anche controllo e cura del figlio. Per il giudice è plausibile che, come riferito da Montefusco, quando Renata gli disse ancora una volta che avrebbe dovuto lasciare la casa, questo abbia determinato nel suo animo, come dallo stesso più volte sottolineato, quel blackout emozionale ed esistenziale che l'avrebbe condotto a correre a prendere l'arma a pochi metri di distanza e uccidere le due che mai e poi mai, secondo quanto affermato dai testimoni sentiti in aula, aveva prima d'allora minacciato di morte. La concessione delle generiche considera la confessione, la sostanziale incensuratezza, il corretto contegno processuale, la situazione che si era creata nell'ambiente familiare e che lo ha indotto a compiere il tragico gesto. Nel giudicare l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti non si può non tener conto per la Corte di tutta quella serie di condotte unilaterali e reciproche che, susseguitesi nel tempo e cumulativamente considerate, seppure non hanno integrato l'attenuante e la provocazione, hanno senz'altro determinato l'abnorme e tuttavia causale reazione dell'imputato. La reazione dei familiari e delle vittime, scrive sempre l'ANSA. La giovanissima vittima, Renata Trandafir, voleva fare l'avvocato per acquisire gli strumenti con cui difendersi dalle quotidiane violenze a cui lei e sua madre erano sottoposte. Oggi le è stata risparmiata l'esperienza di comprendere il perché di uno spietato assassino di due donne inermi
possa essere destinatario di tanta benevolenza. Circostanze attenuanti generiche che spazzano via qualunque circostanza aggravante per umana comprensione. Navighiamo tutti in un mare di forte incredulità. Così l'avvocata Barbara Iannuccelli, che assiste i familiari e le vittime, commenta la motivazione della condanna a Salvatore Montefusco. Questa è l'ANSA aggiornata alle ore 14:17 di oggi, 13 gennaio 2025. Posso dire che sono esterrefatto? Esterrefatta. Allora, qua io ci trovo degli elementi di gravità enormi, uno dietro l'altro in fila. L'elemento ovvio di cui tutti ci scandalizziamo, cioè come fa un giudice o una giudice, perché poi non sappiamo, magari adesso io non so da chi fosse composto il collegio, a ritenere che una persona che ammazza una donna e la figlia davanti a un bambino sia in qualche modo benevolmente destinatario di una qualsivoglia forma di attenuante. Questo è un uomo che di fatto ha ucciso 2 persone e ne ha condannata una terza a una vita di dolore, cioè il figlio piccolo. Come si fa a mandare questo messaggio alle donne e agli uomini? Cioè, poveri uomini, vi capiamo, potete essere esasperati, potete avere il blackout e quindi ve le ammazzate davanti. È uno schifo. Ti posso dire, sono indignata, è uno schifo, è un modo per vanificare tutto il lavoro che facciamo io e te, che fanno le associazioni per gli orfani di femminicidio, le associazioni vittime di femminicidio, le associazioni che fanno la prevenzione, tutti i volontari, tutte le risorse che questo governo versa con una sentenza, perché poi parliamo di approccio culturale, Antonino. Quante volte io e te abbiamo detto insegnare nelle scuole, ma se esce una sentenza così, qual è il messaggio culturale che mandi? Tu accrediti il messaggio culturale dell'uomo esasperato dalle urla femminili che quindi si mette le mani al collo di lei e la strangola, ha avuto il blackout. Il blackout non esiste. Non è esiste stato provocato. Una vergogna, guarda. È stato provocato is the new come rivestita. Bravo. Allo stesso livello, il blackout non esiste. Non esiste il blackout di fronte all'uccisione della donna. È fandonia, è schifo, è schifo. Infatti, guarda, io ti dico, parliamo spesso di responsabilità dei magistrati, ma io spero davvero che ci sia un'indagine del Ministero, ma io chiederò che si faccia un'indagine del Ministero su questi magistrati, ma non è ritorsiva, è per capire che preparazione hanno, che idee hanno, che si vada a verificare. Non è possibile che qualcuno non possa mettere in discussione l'approccio di magistrato così. Non è possibile che non si rendano conto della gravità culturale che fanno. Cioè, il messaggio che ha mandato agli uomini è: beh, però attenzione, perché se le ammazzate, però capiamo che se vi hanno fatto minacce di portarvi via i figli, se le ammazzate, vi capiamo, quindi vi leviamo un po' di anni. Questo è il messaggio che si manda agli uomini. Alle donne che messaggio mandi? Mi raccomando, non fateli innervosire, non ditegli mai che magari devono andare via di casa se vi picchiano, perché se vi ammazzano ci sarà un giudice che vi dice che però li avete provocati. C'è uno scandalo, uno schifo. Mi vergogno di una sentenza di questo tipo qua. E mi fa piacere che anche la Valente, che di sinistra, lo dica, però allora poi bisognerebbe passare dalle parole ai fatti. Cioè adesso nell'ambito della riforma della giustizia, o anche quando abbiamo fatto con la Roccella il decreto sulla specializzazione dei giudici nell'ambito di femminicidio, si attui. Non è possibile che ci sia una così poca, deve essere non solo un approccio, diciamo, di formazione nel senso di competenze, ma anche di cultura. Facciamo l'esame psicologico a chiunque, facciamo l'esame psicologico a questi magistrati, perché per me un magistrato che dice che quest'uomo aveva diritto a delle attenuanti è un magistrato che ha bisogno di un'analisi psicologica. Io lo dico assumendomene le responsabilità. È certamente una sentenza destinata a lasciare il segno, credo, non in positivo e soprattutto nelle polemiche, perché francamente resto davvero esterrefatto anch'io. Cioè, non si può arrivare a dire, vabbè, ma siccome comunque lui non aveva mai detto prima o poi v'ammazzo, voglio dire, cioè, prima o poi v'ammazzo, perché è necessario preannunciare a uno che lo si voglia ammazzare?
Cioè, fin dal tempo dei 7 saggi, mi pare Biante di Cirene diceva: ciò che stai per fare non dirlo. Cioè, da 3000 anni in Occidente si sa che ciò che stai per fare non dirlo, che non si mette Certo. qualcuno sull'avviso, e a maggior ragione se lo vuoi ammazzare, perdonate, se proprio dobbiamo fare un ragionamento, diciamo così, paramafioso. Tu vuoi ammazzare a uno? Sì, e glielo vai a dire? No, ovviamente. E però, siccome non ha mai detto io v'ammazzo a tutti quanti, allora questo è da tenere in considerazione. Boh, io veramente non so da che parte cominciare per dire qualcosa di questa decisione, che in effetti io trovo veramente, non dico senza senso, ma quantomeno paradossale, ecco, mettiamola così. Cioè, domani io posso sempre giustificarmi e dire vabbè, ma io tutti i giorni mi insultavano, tutti i giorni me le facevano di tutti i colori, quella. Potevi fare una bellissima cosa, te ne potevi andare. No, ma poi Te ne potevi tranquillamente andare, potevi niente denunciarle, potevi fare tante di quelle cose. Sì, ma poi niente giustifica ammazzare una donna inerme davanti al proprio figlio. Niente, Appunto. non c'è attenuante che regga, niente. È come dire, la vita di quella donna vale di meno di quella di un uomo. E non Sì. si sta dicendo, perché ci ha portato all'esasperazione. Se quell'uomo avesse ammazzato o fucilato un altro uomo, qualcuno gli avrebbe trovato delle attenuanti no. Però quale trovano? Ah, voleva portare il figlio, so vuota, allora probabilmente se lo meritava. Dov'è il problema? Una vergogna. È veramente il segno di una cultura profondamente maschilista. Poi mi spiace che la sinistra deve metterci dentro la parola patriarcato, e voilà, e così ci dividiamo di nuovo. Diciamo banalmente che c'è un problema culturale che nasce anche da coloro che dovrebbero essere i paladini, che fanno i paladini delle ideologie liberal, dei diritti, e poi fanno sentenze così. Scusami, ma io sono veramente inorridita. Non so adesso se ci chiamerà qualcuno, che cosa ne pensino coloro che ci ascoltano, ma io sono basita. Non è possibile. Tu ti ricordi, abbiamo commentato qua innumerevoli sentenze, diciamo, no? colorite, ma a tanto credo non si sia mai arrivati. Ma già imbracciare un fucile, sparare a distanza ravvicinata davanti al tuo stesso figlio, ma tu puoi immaginare già soltanto di ovviare in qualche modo all'aggravante della crudeltà? Puoi trovare delle attenuanti in un atteggiamento di questo tipo? Ma chi è che le trova le attenuanti in un atteggiamento di questo tipo? Chi? No, veramente, io desidero veramente, non è una questione di additare al pubblico, ma perché dovremmo iniziare a fare i nomi e cognomi. Cioè, giustamente guarda, fanno i nomi e cognomi di noi politici, le leggi che facciamo, gli emendamenti, la gente giustamente ci critica, ma perché non iniziamo anche a iniziare, perché adesso ci sarà sentenza della Corte d'Assise di Modena, dappertutto vedrai ci sarà così, i nomi dei giudici. Io voglio i nomi dei giudici, persone. Poi avranno agito secondo loro nel massimo rispetto, perché voglio sapere con chi ho a che fare in quelle corti. Lo voglio sapere, tutto sanno di noi politici. Io voglio iniziare a sapere qualcosa di questi magistrati, voglio sapere come ragionano. Pensa, io sto pensando alla faccia di Elisabetta Franzoia, che da una vita lavora con le vittime, con gli orfani delle vittime di femminicidio. Veramente. E uno dice che senso ha dopo che uno si dedica... Ma non solo l'Elisabetta, tutte le mie responsabili regionali. Appunto. Che tutti i giorni si battono anche per ragioni culturali, a fare i convegni, a far capire, ma poi una sentenza così distrugge tutto il lavoro di tutti. Assurdo, non ci sono altre parole per non dire assurdo. Ripeto, Laura, ti chiedo 30 secondi. Fattuale, sì, però voglio solo dire che dal punto di vista fattuale io non avrò paura a fare un'interrogazione al ministro Nordio, perché secondo me questi sono casi in cui bisogna andare a verificare che cosa è successo. Non è accettabile. Non è che si può andare soltanto a verificare sulle sentenze che riguardano i politici o che riguardano i grandi manager, bisogna iniziare ad andare a verificare come vengano partorite queste sentenze. Certamente. Tantissime altre. Non è che si mandano gli ispettori solo se c'è un politico o se c'è un grande imprenditore. Iniziamo a mandare gli ispettori per capire come si arriva a una sentenza così. Ci sarà qualcuno che potrà sindacare questo tipo di decisioni?
ci sarà un CSM che possa farti delle domande. Cioè, non è possibile che ci sia solo l'indignazione pubblica e poi finisce tutto lì. E questa bestia ti fa 30 anni, che poi tu sai benissimo la buona condotta, le menate, Sì. questa bestia tra 15 anni ce lo troviamo fuori. Perché questo è anche il punto, i giudici lo sanno benissimo questo. Perché se fossero 30 anni, uno dice vabbè, 30 anni, ma non saranno mai 30 anni. Questo si dà all'ergastolo, perché magari saranno 30 anni. Ma se tu gliene dai 30, poi sono 15, e lo sappiamo tutti. E tu a uno che ha fucilato tua moglie e tua figlia davanti al tuo figlio piccolo fai uscire dopo 15 anni? Però giustamente a quella che ha assistito mentre buttavano giù la bicicletta dal cavalcavia gliene dai 16. Per carità, tutto giusto, era giusto dare 16 a quella lì. Ma ti sembra proporzionato? Ti sembra proporzionato? No. No. No, decisamente no. Decisamente ecco, no. volevi mandare la pubblicità forse. Sì, devo fare 30 secondi di pausa, se no me menano. Scusate, però mi fermo, facciamo la pausa. Torniamo subito. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Onda Antonino. Grazie Andrea. Mi sa che è caduta la telefonata con Laura, quindi proviamo a riagganciarla. L'altra cosa, da questo momento il telefono è aperto, 0292947222. Mi pare comunque che, come vedete, una notizia ve la stiamo dando in diretta. Ci sarà un'interrogazione parlamentare che verrà presentata da Laura Ravetto al ministro Nordio per conoscere appunto, per sapere insomma che cosa abbia spinto i magistrati a prendere, diciamo, questa strada in un momento nel quale effettivamente c'è poco da aggiungere, insomma. Uno che spara, ammazza, prende a fucilate davanti al figlio piccolo 2 donne, non si può dire vabbè, ma alla fine perché veniva da anni di provocazioni, eccetera, eccetera. Non si può ragionare dicendo vabbè, ma è stato provocato, perché domani io arrivo, uno mi tampona la macchina, io scendo, ma mi ha provocato e quindi gli ho sparato. Insomma, non mi pare la provocazione non mi sembra sia un attenuante. Laura, rieccoti. Sì, no, guarda, sono sincera con te, ho approfittato della pubblicità, per questo poi mi sono dovuta ricollegare, perché oltre a inviare un'agenzia ho scritto appunto al legislativo dicendo preparatemi l'interrogazione, e nell'agenzia io ho scritto questa vicenda non si può chiudere con un triste titolo di giornale, farò un'interrogazione al ministro della giustizia, su questa cosa bisogna vederci chiaro. Perché non è possibile, non è che adesso ci indigniamo tutti e domani giustamente ci siamo tutti dimenticati perché nessuno fa niente. Cioè noi deputati abbiamo anche l'obbligo, il dovere di vigilare su certe cose, abbiamo la possibilità di interrogare i ministri competenti, secondo me su questa cosa, con tutto il bene per Abedini, la Sala, le estradizioni, le cose, su questa cosa qua il ministro della giustizia deve andare a verificare, punto. Questo è poco ma sicuro. Insomma, diciamo che la situazione è abbastanza incandescente, però ripeto, la notizia è proprio questa. Ci sarà questa interrogazione parlamentare, anche perché effettivamente questo lascia abbastanza perplessi davanti a questa vicenda. Io, Laura, intanto invito i nostri ascoltatori, se vogliono telefonare, allo 0292947222, oppure se vogliono mandare il loro WhatsApp 340 670 9659, e aspettiamo naturalmente di conoscere le vostre opinioni. Se posso dire una cosa, abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Sì, salve, sono Luca da Colico. Ciao. Ciao Luca. Ciao. Io capisco la veemenza di Laura che si indigna, eccetera. Dico solo che forse bisognerebbe conoscere meglio i fatti nella loro interezza per poter esprimere un giudizio. Forse, poi magari non è così. Dico solo un paio di cose. Uno, che questo signore, se non sbaglio, ha 70 anni, per cui anche se si fa 15 anni di galera
deve sperare di sopravvivere a 85 anni alla galera, cosa che non è proprio scontata. Seconda cosa, magari è una persona, forse poi non è così, dico, che per 70 anni ha fatto il bravo cittadino, è stato magari anche una persona che pagava le tasse, che non prendeva le multe, che non faceva niente, e poi a 70 anni si è trovato a fare un atto ingiustificabile, inqualificabile. Gli diamo l'ergastolo? Va bene. Sì. Gli diamo 20 anni? Però ecco, No. a me quello che mi scoccia è che si vuole fare delle sentenze politica. Cioè nel senso, No, siccome in questo no, momento guardi, sono io i sono un femminicidi, avvocato. bisogna dare delle condanne esemplari sempre e comunque, No, perché se uno Luca, uccide una guardi. donna, fammi finire Laura, se uno uccide una donna e comunque un bastardo, non ha mai nessuna giustificazione, si merita l'ergastolo sempre e comunque. Per me non è così. Non è così. Per cui io ti invito a non fare dei casi politici, dei casi di cronaca. Tutto qua. No, ma Luca, io invece ti dico, perché mi piace interagire. Benissimo. Sì, Luca, però interagiamo un attimo, perché sennò giustamente Dimmi. sono soli loro. Guarda, tu parli con un avvocato, quindi io non mi sono indignata da parlamentare, mi sono indignata da avvocato. Perché vedi, uno può anche aver pagato tutte le tasse del mondo, essere stata la migliore persona del mondo, non avere precedenti, ma il concetto di attenuante è un concetto chiaro ed è un concetto giuridico che io come avvocato conosco bene. E l'attenuante in un caso di fucilazione a microdistanza davanti a un figlio minore non può sussistere, ok? Se la scelta del giudice di farla sussistere la deve ben motivare e giustificare. E non puoi motivarla dicendo minacciava di cacciarlo di casa. È una vergogna, perché tu capisci che non c'è nessuna proporzione tra una provocazione come quella ti minaccio di uscire di casa e spararti. L'avete minacciato di morte, l'avete avvelenato 3 volte, avete tentato di strozzarlo. Io posso capire che si dia un attenuante, ma non può essere l'attenuante minaccio di cacciarti di casa e di prenderti il figlio e allora mi ammazzi. Non esiste. E cioè è proprio un problema di bilanciamento giuridico tra attenuanti e aggravanti. E qua parla l'avvocato. Fidati che a me non piace far politica. Sugli 85 anni, guarda, a me non è che interessa tanto e soltanto che questa bestia sia in carcere, mi interessa soprattutto il messaggio che mandi fuori alle ragazze e ai ragazzi. Quindi a me che questo crepi prima o dopo mi rileva relativamente. Quello che mi rileva è che hai mandato fuori il messaggio agli uomini, ai ragazzi, che si sono provocati per una cazzata, scusami, come quella della casa, o come una cosa più grave, ma che certo non giustifica una fucilata, come dire il figlio lo tengo io, poi fucilare avrai le attenuanti. Non esiste, è un messaggio inaccettabile in qualunque ordinamento giuridico. Tu che sei avvocato, se parli di messaggi, la vedi dall'ottica del politico, perché le sentenze non sono dei messaggi. Ogni caso sta a sé. Non è possibile Luca, che una sentenza diventi un messaggio. Luca, perché sennò diventa un atto politico. Perché un momento. Luca, uno alla volta, perché sennò non ci capiamo. Antonino, fai parlare me, grazie. Prego, Luca, non Laura. hai capito, fai finta di non capire. Una cosa è l'utilizzo delle attenuanti che ti ho spiegato nel modo giuridico, ma forse non l'hai compreso. Cioè l'attenuante della provocazione deve essere proporzionata. Non può essere una provocazione non ti lascio vedere il figlio o non ti lascio stare in casa, mi fucili. Non è una provocazione che giustifichi un attenuante nel caso di una fucilazione ravvicinata davanti a un minore. Poi c'è il problema del messaggio relativo alla tua osservazione sugli 85 anni. Cioè qua a me non me ne frega niente se si prende 15 anni, tanto poi ne ha 85 e quindi muore lì. Che ragionamento è? Ma che me ne frega a me se muore lì? Il tema non è solo punitivo nei suoi confronti, anche il precedente che crei. In questo senso crei un precedente giurisprudenziale e mandi un messaggio culturale. E questa non è politica, questa è società. E questo è fondamentale, perché la giurisprudenza fa società, come tu immagini. Per me una sentenza non è un messaggio culturale. Sbagli. Abbiamo 2 punti di vista diversi. Perché purtroppo è così. Ti ringrazio. Ed è anche un precedente giuridico. Ed è anche un precedente giuridico. Come no? E come no? Sai, le più grandi sentenze che hanno fatto cultura, penso per esempio a quelle risarcitorie per danno ambientale o per danno farmaceutico o le class action dei consumatori. Le sentenze fanno grande messaggio culturale, c'è una grande responsabilità dei giudici e hanno cambiato le società.
Se certe imprese hanno deciso di fare attenzione, per esempio sul cibo, e ritirano dagli scaffali, perché ci sono state sentenze che con le loro condanne molto severe o poco severe, perché dipende dai casi, hanno mandato un messaggio culturale. Oggi tutti sappiamo, 30 anni fa no, che se tu hai un elettrodomestico difettoso e ferisce qualcuno, quell'azienda va nei guai. 30 anni fa non era così, perché cambia il messaggio culturale, perché il giudice dice guarda, devi investire in sicurezza, perché se no ti faccio un mazzo così con le mie sentenze. Per i femminicidi facciamo passi indietro, perché ti dico guarda, no, puoi fare attenzione, non devi uccidere, però certo se ti provocano, sì, ti condanno, per carità, ma l'ergastolo no. Non mi sembra un gran messaggio, Luca, non mi sembra un gran messaggio. Aggiungerei, a proposito del fatto che le sentenze riflettono anche il costume di un paese, la sua cultura, vorrei ricordare al nostro Luca che fino al 1981, anno in cui, grazie a Dio, la Corte Costituzionale si è espressa abrogando quell'articolo, nel codice penale fatto da Arturo Rocco nel 1930 e che porta la firma di Vittorio Emanuele e di Benito Mussolini, c'era scritto che il marito che trovava la moglie a letto con l'amante, se li ammazzava tutti e due, faceva al massimo 3 anni di galera in quanto delitto d'onore, perché l'onore era stato lavato col sangue. Ecco, nel civile 1981, in un'Italia che aveva già il divorzio da 11 anni, continuare a sostenere la tesi del delitto d'onore mi pare che fosse quantomeno un pochettino arretrato. Un'altra cosa, il punto non è che Laura Ravetto fa l'interpellanza parlamentare e quindi sta facendo politica. Allora, dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Se davanti a un fatto di questo genere, in mezzo a quei 400 che sono dentro alla Camera, quanti siete ora grazie alla riforma dei grillini, nessuno avesse alzato un dito, io sono pronto a scommettere, e saremmo stati in tanti a dirlo probabilmente, ma non c'è nemmeno un cornuto là dentro che si interessa di una cosa del genere. Non c'è uno a cui interessa un dramma simile. Allora che ci stanno a fare tutti quanti sono? Perché fino a prova contraria esiste un Ministero della Giustizia. È vero, la magistratura è indipendente, tutto quello che volete, ma la politica ha il diritto di chiedere e di sapere alcune cose. Il ministro ha il diritto di mandare gli ispettori e lo può fare sia autonomamente che anche dietro richiesta eventualmente dei deputati, perché anche egli è un politico. Allora, io non vedo per quale motivo la semplice richiesta da parte di Laura Ravetto venga visto come un atto politico. Ma perché chiunque tra voi probabilmente avrebbe detto scusate, ma perché non gli fanno un'ispezione e mi spiegano per quale motivo siamo arrivati a questo? Sì, ma poi non è una parolaccia fare politica, cioè, non è una parolaccia, fare politica è il dovere del politico. Io penso che Luca intendesse dire che non bisogna strumentalizzare politicamente, ma io infatti non c'è nessuna finalità di strumentalizzazione, però di un minimo di trasparenza e spiegazioni sì, anche perché se giustamente ci indigniamo praticamente tutti, insomma voglio dire, forse poi chiedere come sono andati i fatti. Luca dice giustamente non sappiamo, infatti l'interrogazione ha lo scopo di sapere come sono andati i fatti e come si è arrivati a questa conclusione, perché sai Luca, io mi aspetto che ci siano delle giustificazioni, però da avvocato davvero ne vedo poche come ne vedevo poche in quella sentenza che sempre cito di un tribunale di Torino che disse che era un attenuante lasciare la porta del bagno pubblico aperta per questa ragazza che fu violentata. Io ne vedo davvero poca di giustificazione nell'utilizzo di un attenuante simile. Poi per carità, magari riusciranno a dimostrare anche in questo caso che l'attenuante era dovuta. Ma io sono d'accordo con l'avvocatessa delle vittime che si è indignata. Ecco, è chiaro che sarà di parte, ma è una giurista anche lei. Insomma, l'utilizzo delle attenuanti è uno strumento a discrezionalità del magistrato che secondo me responsabilizza molto il magistrato anche nel messaggio che manda, che non significa fare le sentenze manifesto, ma significa fare attenzione quando si fanno le sentenze
relativamente alla punizione che dai o non dai al soggetto, perché per esempio se il magistrato avesse ragionato sul fatto che io ne ho 30, tanto ne ha 70, 100 anni, non arriva, io mi preoccuperei, perché lo scopo non è solo quello, ma è anche non creare il precedente. Ecco, io penso che il magistrato queste cose le sappia, quindi vorrei capire che cosa lo ha indotto a creare un precedente tanto grave. Per cui se domani un altro uomo ammazzasse a sangue freddo una donna e una ragazza di 22 anni, sua figlia, della donna davanti al figlio minore, e fosse dimostrato da un futuro avvocato difensore che però questa lo ha minacciato di cacciarlo di casa e di portargli via il figlio, ecco che poi portargli via il figlio significa magari non farglielo vedere, non vorrei che per via di questo precedente riscattasse l'attenuante. Cioè questa è una grande responsabilità che si è preso questo magistrato. Esatto, esattamente. Detto questo, comprendo benissimo che giustamente e comprendo che diciamo la mia come si può dire emozionalità possa essere pensata come un atto politico, sai, come quei politici che vanno in TV a cercare il capro espiatorio, no? Talvolta lo fanno anche nel nostro ambito, no? E allora si dice ecco, contro i musulmani tutti per fare consenso, contro quelli tutti per fare consenso, contro i magistrati per fare consenso. No? Io non penso che mi deriverà consenso da questa trasmissione di oggi o dalle interrogazioni che farò, ma sento che è mio dovere andare a verificare. Appunto, sei una rappresentante delle istituzioni, hai il diritto e il dovere di farlo. Ribadisco, il problema sarebbe se nessuno dentro quell'emiciclo avesse il desiderio quantomeno di alzarsi e dire scusi ministro Nordio, ma c'è questa cosa che mi lascia perplesso o perplessa, lei può fare qualcosa? Allora poi il ministro Nordio, che è persona di estrema qualità, se la vede lui, non è questo il problema. Io resterei esterrefatto se davanti a una cosa del genere nessuno, te inclusa, avesse fatto qualcosa, perché lì veramente mi sarei detto ma questi allora che cosa ci stanno a fare tutto il santo giorno lì? Scaldano la sedia? E in questi casi che ci vuole anche l'intervento della politica, perché non è che la politica è bella solo quando a Ferragosto il ministro Piantedosi va e fa il pranzo con i poliziotti e poi si fa vedere che parla a Radio Mobile e che li ringrazia per il loro impegno. La politica è anche quando succede una cosa del genere e c'è una Laura Ravetto che si alza e dice ragazzi adesso io scrivo un'interpellanza parlamentare e chiedo al ministro Carlo Nordio di fare qualcosa. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, sono Roberto. Ciao Roberto. Un'informazione. Io continuo a fare, come avete detto voi, cioè praticamente per riuscire a sentire Radio Libertà, con la radio DAB che ho preso già anni fa, e non risulta la vostra emittente. Mi sapete dire cosa devo fare? Interrogativo? Dovresti risintonizzare la radio, possibilmente mettendola vicino alla finestra, che così pigli meglio il segnale. Poi dipende da quale zona d'Italia ti trovi. Altrimenti si tratta di seguire attraverso il 252. Comunque, manda tranquillamente una mail in regia che poi i tecnici ti potranno rispondere. Va bene? Grazie. Laura, tornando a noi. Carino, allora, comunque carino perché giustamente sai magari ci sono delle zone in cui effettivamente è difficile connettersi e il bello di questa radio è che essendo la Lega un partito territoriale, no, questa è una radio, io me ne accorgo quando andiamo a Pontida, no Antonino, che vengono, perché sai noi siamo abituati a Roma, Milano, bene o male, si discute di politica, però non è scontato in alcune zone, non so, delle valli, di montagna. E quindi è bello perché questa radio può raggiungere anche diciamo quelle comunità che interagiscano continuamente con i grandi giornali eccetera, quindi è carina questa cosa che si dica sì, sarebbe bello anche migliorare il segnale, ecco, non dipende da noi. No, non dipende da noi, è che il DAB pian pianino sta raggiungendo tutte le zone del paese, che è un sistema nuovo che ha bisogno chiaramente del suo tempo per rodarsi, ma noi, come vedete, siamo già proiettati nel futuro. Laura, senti,
io capisco la tua reazione di oggi e naturalmente so che oggi non ha parlato tanto la donna di diritto, non ha parlato tanto la deputata, ha parlato propriamente la donna e la passione, l'amore e l'impegno che ha messo per questa causa, perché ripeto, io solo una o due volte ho avuto modo di sentirti così in pubblico e in privato, per cui a maggior ragione, credetemi, non è persona che fa la commedia e soprattutto non la fa su queste cose, per cui a maggior ragione capisco e sento soprattutto la tua amarezza, perché questo che tu hai fatto in questa trasmissione non è soltanto uno sfogo, è anche, se permettete, da parte di una persona che insieme alle sue collaboratrici, le varie responsabili pari opportunità della Lega su tutto il territorio italiano, abbiamo citato prima Elisabetta Franzoia, ma le potremmo elencare una per una, regione per regione. La Olga, ecco, dopo che queste tutte le volte, perché significa farlo gratis, significa farlo per amore, per passione, con impegno. Dopo che tu dedichi la tua vita generosamente, spontaneamente a fare queste cose, quando leggi una sentenza del genere è chiaro che poi lo sconforto ti prende e poi giustamente te ne esci così, perché ti vengono, possiamo dire, i 5 minuti, però poi diremmo che è una provocazione anche questa, paradossalmente. Non diciamo questo, ci mancherebbe pure. No, però a maggior ragione io mi metto nei panni di chi dedica la vita a un impegno serio, costante come questo, e davanti a delle decisioni quantomeno criticabili o quantomeno opinabili della magistratura resta esterrefatto e chiaramente poi sfoga la sua amarezza, che è la cosa... soprattutto perché, Antonino, siamo in un periodo, no, in cui anche grazie ai social o a causa dei social, praticamente chiunque viene criticato, talvolta anche per motivi sbagliati, ma spesso anche per ragioni, diciamo, fondate. C'è giustamente la possibilità ormai di criticare i politici, io ricevo un sacco di mail, messaggi diretti, si lamentano, è giusto che sia, i ministri, no? E allora c'è il ritardo del treno e tutti se la prendono, e allora non ci sono i taxi e tutti se la prendono, e allora la Meloni ha fatto quello e tutti se la prendono. Ma possibile che non possiamo iniziare a indignarci? C'è un'unica categoria su cui non si può mai dire niente, non andiamo mai a verificare niente. La magistratura. Questo sta diventando inaccettabile. Come tutte le categorie devono essere passibili di critica e di verifica, ma non per natura ritorsiva, per migliorare il sistema nello stesso interesse della magistratura. Io credo che sia pieno di magistrati bravissimi e che tutelano le vittime di violenza. Io non credo che siano tutti entusiasti di sta sentenza. Io non lo credo. Io non credo che tutti gli operatori sociali che lavorano nei tribunali, tutti gli operatori nei pronti soccorso, tutti i PM che giustamente, o tutti i giudici che giustamente hanno fatto sentenze di tutela delle donne, siano contenti di sentenze così. Io non credo. E io non aggiungo altro. Laura, sono le 15:58, noi chiudiamo qui questa puntata, però allora lunedì prossimo vogliamo sapere poi tutto di questa interrogazione, va bene? Certo. E mi spiace che ho ribaltato la scaletta, ma questa era una cosa... Vabbè, non importa, la radio è immediatezza, anzi. Costante, sì. E poi il prossimo lunedì vi aggiornerò se c'è stata una calendarizzazione dell'interrogazione, se c'è stato qualche sviluppo, sicuramente non mollerò la presa, questo è poco ma sicuro. Molto bene. Allora, Laura, grazie e ci ritroviamo il 20 di gennaio. Grazie. Salute a tutti. Grazie a chi ha chiamato. Grazie. E ciao. Noi ci salutiamo con Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore del 2007. A più tardi con Zoom. Grazie anche ad Andrea e a Sveva per aver assistito alla regia. Grazie anche a voi. Un abbraccio. A dopo. Avete ascoltato l'altra metà della radio.